Oggi vi porto nel cuore di Milano, dove c'è un giardino speciale, adiacente a Via Tolstoi, che porta un nome importante, quello di Anna del Boffino. Una donna che ha attraversato il Novecento con coraggio e determinazione, lasciando un segno profondo nella storia della città e nel cammino delle donne italiane. Anna nasce l'8 marzo del 1925, una data simbolica, quasi profetica, per una vita dedicata alla lotta per l'emancipazione femminile. Cresce in una famiglia diversa dal modello promosso dal regime fascista. Il padre ferroviere, la madre operaia alla Pirelli, impegnata anche nello studio delle lingue. Un ambiente che le insegna il valore dell'indipendenza e del sapere. Durante la Resistenza, Anna è una staffetta partigiana, un ruolo che richiede coraggio e intelligenza, mentre porta messaggi ai partigiani nascosti. Dopo la guerra si laurea in filosofia con Antonio Banfi, un maestro che segnerà profondamente il suo pensiero. Da quel momento la sua vita è un continuo intrecciarsi di cultura, politica e impegno sociale. Segue il marito, Giuseppe Del Bo, a Parigi, dove collabora con la Feltrinelli per costruire una biblioteca dedicata al movimento operaio. Ma Anna non è solo moglie e collaboratrice, inizia a scrivere articoli per l'Unità, concentrandosi su temi che all'epoca erano considerati scottanti, come la sessualità e i rapporti di coppia. È una pioniera nel parlare di argomenti tabù, aiutando le donne a conoscere e rivendicare i propri diritti. Negli anni 70 Anna entra nella redazione di riviste come Amica e 2+, dove affronta temi come il divorzio, l'aborto, la contraccezione e la parità di genere. Con una voce ferma ma accogliente spiega ai genitori come dialogare con i figli, smonta i pregiudizi e dà alle donne strumenti per essere più libere e consapevole. Per lei il privato è sempre politico. Ma Anna non si limita alla scrittura. Nel 1975 viene eletta consigliera comunale a Milano e negli anni 80 ricopre ruoli importanti alla provincia di Milano e presso l'Unione Femminile Nazionale. Promuove l'apertura dei consultori pubblici, spazi fondamentali per le donne, e continua a scrivere, firmando libri che mescolano psicologia, esperienza personale e visione politica. La sua forza sta nel parlare di temi complessi con semplicità e passione, nel portare avanti battaglie che molte donne vivono ogni giorno. Fino all'ultimo, Anna non smette di impegnarsi per un mondo in cui le donne possono essere libere, indipendenti e rispettate. Anna del Boffino muore il 5 marzo 1997. La città di Milano, riconoscendone l'eredità, le ha dedicato questo giardino, un luogo di memoria ma anche di ispirazione per chiunque passi lì e voglia fermarsi un attimo a riflettere su ciò che possiamo fare ogni giorno per costruire un futuro migliore. La sua voce però ci parla ancora, in quelle parole che ci ha lasciato. L'importante è saper contare su se stesse e ridurre al minimo la dipendenza da chiunque. È difficile, ma i segni di cambiamento ci sono. I nostri semi non sono stati sparsi invano. Ed è proprio di questo che parla il mio podcast, dai semi piantati da persone come Anna che continuano a germogliare nei luoghi che portano i loro nomi.